secondo una ricerca che ho fatto poche ore fa, tutti questi fenomeni come terremoti, eruzioni e tanto altro sarebbero la conseguenza di una tempesta solare che è in arrivo, diciamo, sulla Terra. In effetti, il 3 luglio ho fatto una ricerca, era partita un'enorme tempesta solare che si stava dirigendo verso la Terra. Quindi calcolate che il vento solare impiega 2-3 giorni per arrivare, se non di più, e quindi possiamo anche dedurre che questi famosi esperti, diciamo famosi perché sono amatoriali, abbiano anche potuto aver ragione in effetti, perché da quando c'è stata questa enorme tempesta solare ci sono avuti i terremoti in California, lo Stromboli ha eruttato, l'Etna diciamo ancora ha portato problemi, terremoto in Sicilia, terremoto di qua, terremoto di là, quindi diciamo che c'è stato proprio un casino. Quindi diciamo che forse hanno ragione queste persone, questi geologi, questi esperti che credono che questa tempesta solare abbia potuto influire su questo, diciamo, sui terremoti, sulle eruzioni e su tanto altro. Quindi anche se gli astronomi hanno riconosciuto che la tempesta solare non era fortissima proprio, quindi però comunque fatto sta che dal 3 di luglio che aveva venuto questa, diciamo, eruzione solare potente, e poi calcolando che impiega 3-4 giorni per arrivare sulla Terra, abbia potuto influire, diciamo, nel nostro sistema, diciamo, in effetti, perché California, Stromboli, ma un sacco di terremoti si sono avverati, diciamo, dal 5-6 di luglio, quindi in effetti, anche se potete farci caso, sembrerà una stupidata, però avete provato che negli ultimi giorni WhatsApp, Facebook non andava bene? Io credo di sì, che molti di voi hanno provato che non andava bene, come WhatsApp che non mandava i messaggi, oppure Facebook che non caricava bene. Tante persone si pensavano che era un bug, diciamo, del sistema, ma può darsi pure che sia stata questa, diciamo, tempesta solare a causare questo tipo blackout, chiamiamolo così, causando guasti nei trasformatori elettrici. Quindi come è potuto succedere diciamo, su Facebook e su tante altre, abbia potuto influire anche sui terremoti, sulle eruzioni. Quindi non è sicuro, per l'amor di Dio, però ci sono probabilità che può darsi siano vere. Quindi diciamo che a parte questo poi c'è stata un'ondata di caldo senza precedenti in effetti, perché l'Europa e tutto il resto del mondo, tra cui anche l'Alaska, stanno con le... Tanto per fare un esempio, nella Francia hanno segnato temperature record di 46 gradi, che per ora è la più alta mai registrata in questa nazione. Quindi diciamo che potrebbe essere tutto questo. Quindi non possiamo dire sicuramente che è questa tempesta solare. Fatto sta che dopo questa tempesta solare ha incominciato questa serie di eventi. Ma può darsi che sia una coincidenza, come può darsi che sia no, anche perché a me pare strano che di fare, la cosa che più mi convince è che ultimamente Facebook, Instagram non andavano molto bene nessuno, quindi avevano dato una colpa forse a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, invece forse la causa era la tempesta solare. Quindi diciamo che è un po' di tutto messo insieme. Poi la verità, ragazzi, qua nessuno la sa, si parla sempre di teorie, qua non è che troppo possiamo dire è vero, neanche i famosi sismologi possono prevedere un terremoto, figuriamoci io se posso dire se questa cosa possa essere vera oppure no, non lo so. Io stiamo solo ipotizzando che da quando è avvenuta questa tempesta solare si è avuto tutta questa serie di eventi, ma può essere una coincidenza come no. Quindi torno a ripetere per chi adesso si, diciamo, sta sentendo, perché questa è una diretta, non è registrata,
che dal 3 luglio è partita un'enorme tempesta solare verso la Terra e giustamente i ricercatori hanno detto che avrebbero sentito le conseguenze 3-4 giorni dopo, però loro parlavano sempre tipo roba elettrica, quindi però questa diciamo vento solare forse avrebbe influito anche, a parte la telefonia mobile diciamo e altro, anche forse un po' sui terremoti, sulle eruzioni vulcaniche e tant'altro, quindi può darsi che questi fenomeni di questi ultimi giorni siano legati a questa ondata di plasma solare, in effetti, chiamiamolo così, anche se giustamente non possiamo dire è vero, sì oppure no, non è vero, qui è sempre una presupposizione, quindi può darsi che tutto questo casino sia stato colpa del sole, come può darsi pure che è tutto sbagliato quello che stiamo dicendo. Fatto sta che comunque qualche persona, astronomo, geologo, ha fatto questa ipotesi, anche se non tutti sono concordi su questa cosa, diciamo che è sempre come al solito, una metà crede, una metà no. Quindi anche gli scienziati sono sempre divisi quando si tratta di dire una cosa, a metà dicono sì, a metà dicono no, quindi se non lo sanno loro, figuriamoci noi poi. Quindi come sempre è una presupposizione, quindi però la cosa più strana è che ci sono tutte, capisci, tutte insieme le cose, pare che abbiano un filo logico in effetti. Parte la tempesta solare, i cellulari non vanno bene, Facebook, Twitter, Instagram hanno problemi, infatti molti si domandavano perché non andavano a Facebook, perché non potevano mandare foto, qualcuno ha provato anche difficoltà a chattare con un altro, poi l'eruzione dello Stromboli, terremoto in California, terremoto in Sicilia 2 volte, terremoto ma ovunque in Iran, quindi diciamo che la situazione in 3-4 giorni è stata un po' particolare dei eventi, quindi o combinazione oppure che ne so, non lo so ragazzi, non saprei dirvi se è vero oppure no, rimaniamo tutti col dubbio che forse potrebbe essere stato questo aumento solare, quindi nessuna certezza ragazzi, torno a ripetere, è una supposizione che hanno fatto scienziati, che però a me pare sembrare quasi logica. Ragazzi vi auguro una buona fine diciamo pomeriggio, adesso facciamo un bel caffettino, ci vuole, dopo questa notizia che ho trovato in un sito americano, non sapevo nemmeno il fatto delle eruzioni diciamo, di questa tempesta solare, l'ho scoperto un mo' che poi sono andato a controllare ed è vero che è partita il giorno 3 luglio e quindi impiegava 2-3 giorni per arrivare qui e poi da lì è partito tutto questo casino che, ripeto, può essere del tutto casuale, non è detto che è sicuramente l'eruzione solare, no, può darsi, questa è la parola che, come può darsi che stiamo sbagliando a dire queste cose, non lo so, perché pure gli scienziati non lo sanno, figuriamoci se noi possiamo dire sì, è vero oppure no, non è vero, non lo sanno persone esperte, figuriamoci noi. Ragazzi, buon pomeriggio, vado a fare un bel caffettino, mi ci vuole. E se saprò qualche notizia particolare, come al solito, qualcosa di più, diciamo, qualcosa come sempre dico, misterioso, io sempre sono il primo a pubblicarla, a farla direttamente senza fare il video, quindi direttamente, così se qualcuno vuole farmi una domanda me la fa in diretta direttamente e poi la diretta è più bella perché da un argomento si può passare a un altro e quindi viceversa e ritornare sullo stesso cosa, quindi perciò preferisco più fare dirette, così perlomeno facciamo come una chiacchierata per telefono in effetti. Ragazzi, qua a Salerno oggi si muore davvero, mi sa che più tardi un bagno me lo vado a fare, in verità. Ora mi faccio il caffè, poi dopo si vede. Ciao ragazzi, un saluto a tutti da Salerno e qua ragazzi siamo arrivati. Ciao a tutti.